La preoccupazione di chi abita in condominio è focalizzata ora sulla voce riscaldamento, specialmente dove la caldaia è condominiale ed è impossibile agire sul comportamento dei singoli inquilini. Già negli anni scorsi avevamo avuto e sollevato problematiche molto delicate che hanno portato allo scoperto economico molte famiglie perché gli amministratori non avevano fatto, diciamo, il loro mestiere come dovrebbero, e quindi siamo molto preoccupati ancora di più ora in cui ovviamente ci saranno delle ripercussioni economiche molto importanti che già vediamo. I cittadini sono confusi, preoccupati e si rivolgono alle associazioni dei consumatori, che a loro volta si rivolgono a chi dovrà prendere in mano la situazione. E già adesso, come diceva giustamente lei, siamo presi abbastanza di mira con richieste di lucidazione, di informazioni da parte dei cittadini. Ci aspettiamo uno tsunami di chiamate quando arriveranno le prime fatture del gas che verranno emesse per il riscaldamento qui nei mesi di novembre e di dicembre.